Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. In apertura una sparatoria avvenuta in via Santa Maria della Catena a Catania nella tarda mattinata di oggi, dove 2 persone sono rimaste ferite. Una delle vittime è stata raggiunta al torace, mentre l'altra ad una spalla. Stava per succedere il patatrac a Terrasini con un uomo che avrebbe cosparso di benzina la stanza del sindaco dopo aver ricevuto la notizia della perdita del reddito di cittadinanza. Fortunatamente il disoccupato è stato fatto desistere dal gesto. Accusato il re della spaccata, accusato di 15 furti nel giro di pochi mesi nell'area del Palermitano. Il 32enne a seguito di una fuga è stato portato al carcere Pagliarelli. Recuperati i rottami dell'elicottero precipitato alcuni giorni fa durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio che aveva colpito la riserva naturale di Pantalica. In chiusura inizia il mese di agosto e le temperature sono destinate a rimanere entro le medie tipiche del periodo, determinando nel corso dei prossimi giorni un clima tipicamente estivo. Agrigento sarà la provincia più calda, con 35 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle 13:30.